Eccoci nel nostro nuovo appuntamento nei riguardi delle mie ricerche. Questa volta vi parlerò della mia ricerca ufologica, una ricerca ufologica che è iniziata tanti anni fa e che poi si è evoluta nel corso degli anni, arrivando fino ad oggi, insomma. Ricordo che la passione per l'ufologia nacque intorno alla fine degli anni 80 e inizio anni 90, quando, diciamo, tra le varie storie che venivano raccontate, ad esempio da genitori, parenti e amici, vi erano quelle che riguardavano degli strani incontri con oggetti che solcavano i cieli. Ricordo che la prima testimonianza, più assurda in questi casi, la udì da mio zio, il fratello di mia madre, il quale rispetto a noi alla nostra famiglia, era comunque una persona intraprendente, spesso viaggiava, andava fuori, insomma, con la propria famiglia, e nel corso di uno di questi viaggi riferì di aver visto una strana palla di fuoco, lui la chiamava così, che dall'autostrada che lui percorreva, la osservava, questo oggetto si avvicinò dal cielo, buio, ovviamente il cielo serale, notturno, si avvicinò tanto da sorvolare a pochi metri la propria auto, che ovviamente correva su un'autostrada, e prima di allontanarsi, insomma, sparendo ad alta velocità. Questo racconto fu uno dei tanti all'epoca che stimolarono un po' la mia curiosità sull'argomento, e tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 fui solito comprare le prime riviste ufologiche che in quel periodo andavano per la maggiore. Ricordo che c'erano delle riviste che acquistavo presso una nota, diciamo, edicola del mio paese natale, che è Velletri, e in queste pagine di cui queste riviste praticamente mensili erano caratterizzate, io vedevo un po' il fenomeno ufologico come normalmente uno in quel periodo non riusciva a vederlo, perché non è come oggi che tramite internet, tramite i cellulari, gli smartphone, uno ha praticamente l'informazione a portata di mano. All'epoca si dovevano leggere dei libri andando magari in biblioteca, oppure delle riviste specifiche, e in quegli anni io iniziai proprio a documentare questa mia passione attraverso la lettura di vari libri che in quel periodo praticamente mangiai praticamente, tanto era l'appetito che ebbi nei riferimenti del mondo ufologico. E mi interessai anche dei primi casi ufologici che in quel periodo riuscii a seguire, quantomeno con i giornali, con la lettura dei giornali cartacei locali. Ricordo ad esempio che vi fu lo strano evento nottetempo all'interno della tenuta di Ugo Casentini, che era una persona che abitava in una particolare contrada tra Velletri e Cisterna di Latina. Dopo una notte fatta di strane luci, strani rumori all'esterno della propria abitazione, la mattina trovarono in questa loro tenuta di campagna degli strani segni al suolo, che vennero poi analizzati sia dalle forze dell'ordine che dagli ufologi, per la maggior parte di Roma, che poi raggiunsero questo luogo. E leggendo ciò che era stato trovato su quei giornali, leggendo poi anche i riferimenti su queste riviste ufologiche di settore che io acquistavo,
Il tutto mi spinse ad andare avanti, compresi cioè che il fenomeno ufologico, dalla lettura dei libri, dalla lettura delle riviste, dai casi che effettivamente avvenivano giornalmente, era qualcosa di importante che andava approfondito. Non si trattava cioè di semplici credenze popolari legate a racconti di qualche ubriacone, di qualche personaggio magari che aveva alzato troppo il gomito. No, si trattava di cose che accadevano a persone normali. Poi, dai primi anni 90, diciamo che questa mia fase di conoscimento del fenomeno si accelerò moltissimo grazie all'incontro con alcune persone, ricercatori indipendenti, a metà degli anni 90, che mi consentirono di seguire il fenomeno ufologico più da vicino. Ricordo che dalla metà degli anni 90 in poi eravamo soliti andare, io, mio fratello ed altri, ad esempio a casa di persone per delle interviste, intervistando i testimoni di praticamente particolari fenomeni che avevano visto e che riguardavano ad esempio dei dischi volanti, così si chiamavano all'epoca, strani eventi aerei anomali. Ricordo che eravamo soliti poi raggrupparli, analizzarli e trascriverli su, diciamo, delle riviste locali. Ci venne consentito di farlo in quel momento, in quel periodo, e settimanalmente queste riviste permettevano ad altri cittadini delle nostre città, ricordo Velletrio oggi, Albano oggi, insomma a diverse testate giornalistiche cartacee, in cui apparivano questi nostri articoli. Ricordo che ci trovavamo ancora nel periodo storico pre-internet. Chi aveva internet a casa erano pochissime persone, chi se lo poteva permettere perché c'erano dei costi che non erano per niente identici o simili a quelli che sono oggi. Avere una linea internet all'epoca significava sborsare parecchi soldi che finivano in bolletta, internet era lentissimo, parliamo di una velocità di kilobyte al secondo, non di mega. Ecco, quindi internet era in fase, diciamo, sperimentale, tra virgolette, e quindi l'informazione girava su queste altre piattaforme, delle piattaforme giornalistiche, cartacee, delle riviste, eccetera. Comprendetti però che era importante anche iniziare ad avvicinarci, io e mio fratello ed altri, anche al mondo dell'informatica. Perché? Perché iniziavano diciamo, il World Wide Web iniziava ad affollarsi con i primi siti personali, siti che riguardavano un po' ogni cosa, e quindi realizzammo io e mio fratello il primo sito ufologico che riguardava le nostre ricerche, dove sopra, soprattutto io, inserì parecchie informazioni, leggendo i vari libri che avevo recuperato da molti libri che lessi in quel periodo. E quindi comprendemmo in pratica l'importanza di mettere per iscritto, far conoscere, documentare la storia degli UFO, la storia ufologica. Sempre in quel periodo e sempre in quegli anni, metà degli anni 90, la mia esperienza personale nel campo astronomico, quindi da astrofilo, mi consentì, insieme sempre a mio fratello con il quale condividevo all'epoca questa passione, di realizzare le prime osservazioni ottiche visuali del cielo. E chi l'aveva mai visto così? Ricordo, sì, a fine degli anni 80, i primi degli anni 90, con il primo telescopio, un Conus regalatoci da nostro zio, quando osservando la Luna ci si aprì un mondo
perché grazie a questo strumento era possibile osservare i crateri, delle cose minuscole che anche con un semplice binocolo non riuscivi a vedere. E questa cosa mi stimolò molto e quindi approfondimmo là negli anni la possibilità di osservare il cielo alla volta celeste anche con strumenti ottici. In quegli anni infatti ci eravamo da poco trasferiti in campagna, dove si sa il cielo è molto più buio rispetto alla città. Quindi la sera, alzando gli occhi al cielo, venivamo investiti di una miriade di stelle che prima non avevamo mai notato e fu probabilmente anche per quello che ci interessammo di astronomia. Osservare le stelle dentro a un oculare di un binocolo oppure di un piccolo telescopio era per noi una grande passione. Ricordo che stavamo ore e ore fuori casa ad osservare il cielo e questo ci consentì non solo di divenire un po' degli esperti in materia, sperimentando le varie tipologie di ottiche, no? Strumenti, come anche la fotografia astronomica, ma anche quello di vedere parecchi fenomeni che prima non conoscevamo, fenomeni che oggigiorno sono scambiati per UFO, per fenomeni ufologici, quando non lo sono. E questo deriva tutto da quell'esperienza che venne fatta, diciamo, in maniera pratica sia da me che da mio fratello e che oggi un pochino contraddistingue sicuramente la mia ricerca, riuscendo ad osservare quello che magari tanti altri appassionati non riescono a vedere in una ripresa video, in una foto, in una serie di fotografie. Perché? Perché non hanno sperimentato. Si è passato appunto dall'era pre-internet all'era pre, diciamo, telefonino, all'epoca in cui oggi praticamente il telefonino ce l'hanno tutti, internet ce l'hanno tutti. Quindi c'è stato un salto, diciamo, una divisione tra chi sperimentava prima e chi oggi non sperimenta più. Perché avendoci questi strumenti a portata di mano oggigiorno, ma chi è che si mette lì a sperimentare con teleobiettivi, macchine fotografiche a pellicola, capire qual è la differenza tra apertura, lunghezza focale, profondità di campo? Praticamente non lo fa nessuno. Oggi prendi un cellulare, guardi, punti, tocchi lo schermo e fai la foto, è tutto automatico. All'epoca no, non era così. Era ancora un'epoca in cui non c'erano le fotocamere digitali, calcolando che io la prima fotocamera digitale che ebbi fu una DC300 della Kodak da 1 megapixel e con quella iniziai a fare delle foto. Era una macchina fotografica che non consentiva chissà che tipo di ripresa, non faceva video, non faceva nulla, però con opportune modifiche riuscii un po' a farla diventare un po' più specifica per le cose che facevo. E poi passai anche io alla prima mia reflex digitale, la Canon EOS 400D, acquistai poi la 100D che fu la fotocamera digitale reflex più piccola e leggera in assoluto nella storia. Quindi aveva poi una capacità di far foto a basso rumore anche aumentando, diciamo, la sensibilità ISO rispetto a tante altre fotocamere di allora e anche oggi, di adesso. E quindi questo mi consentì di sperimentare molto, diciamo, ecco. Tra i fenomeni che in quegli anni osservammo ve ne furono molti, ad esempio l'osservazione dei fenomeni meteorici, così come li osservammo all'epoca, di sicuro non li avevo mai osservati. Osservammo addirittura fenomeni di rifrazione, di riflessione delle luci, della luminosità prodotta ad esempio dalle meteore in movimento nel cielo,
che passavano prospettivamente vicino a degli strati di ghiaccio, diciamo, in sospensione ad una elevata quota, che dava appunto, riflettendo la luce di queste meteore, è come se a un certo punto una stella cadente, una meteora che passava, si sdoppiasse, ma era un effetto dato appunto dalla presenza di cristalli di ghiaccio in atmosfera che riflettevano questa luce. In quel periodo nel cielo non c'erano tutti i satelliti artificiali che c'erano oggi, che ci sono oggi. C'erano di sicuro, ma non erano così tanti. Finché una sera, osservando il cielo, ne vedemmo tre insieme procedere in simbiosi in direzione praticamente est, formando quello che era un triangolo rettangolo, e io e mio fratello rimanemmo sbigottiti perché uno spettacolo del genere non l'avevamo mai visto. E ricordo che ci premurammo di avvisare il nostro padre che era dentro casa, il quale uscì fuori e anche lui osservò abbastanza perplesso questo strano fenomeno. All'epoca facemmo diverse ipotesi che potesse trattarsi ad esempio dei satelliti NOS, che erano dei satelliti che si muovevano a triplette o a, diciamo, in due elementi, quindi a tre elementi o due elementi, e che erano utilizzati praticamente come satelliti spia, osservavano la superficie terrestre, a scopo militare ovviamente. E in questo caso queste furono delle ipotesi, anche se poi successivamente, poi quando iniziai ad utilizzare anche la videosorveglianza del cielo, che ancora oggi continua con delle apparecchiature specifiche, mi resi conto che quella ipotesi non poteva essere corretta, perché registrando effettivamente poi i veri NOS, i veri satelliti NOS, compresi che ciò che vedemmo in quel periodo degli anni 90, metà degli anni 90, non potevano essere i nostri perché erano disposti troppo separatamente gli uni rispetto agli altri, cioè era come osservare ad esempio una costellazione grande come quella di Cassiopea, mentre i satelliti NOS sono molto più vicini, si spostano molto più vicini tra loro. E quindi compresi che qualcosa si muoveva là fuori e che a volte era inspiegabile, anche se doveva trattarsi di qualcosa costruito dall'uomo. Meteore, meteoriti, bolidi, ne osservammo parecchi. E quando iniziai ad osservare il cielo con strumenti che erano in grado di aumentare la loro sensibilità alle basse densità luminose, ci accorgemmo io e mio fratello che con un normale intensificatore luminoso o un visore notturno di prima o seconda generazione era possibile vederne diversi di questi oggetti satellitari. Era possibile vedere le stelle, la Via Lattea, cosa che facevi, diciamo, anche ad occhio nudo, ma con una certa difficoltà, mentre con questi intensificatori luminosi d'improvviso appariva quello che normalmente ad occhio nudo tu non riuscivi a percepire, ovvero la debole luminosità delle stelle meno intense, quindi la Via Lattea, le zone più scure o più luminose della stessa, e tutta quella serie di stelle che normalmente tu riuscivi a percepire o con un piccolo telescopio, ma non certo ad occhio nudo. Quindi qual è il punto? È che comprendemmo che servivano strumenti idonei per, diciamo, studiare un fenomeno. Senza strumenti idonei il fenomeno non potevi riuscire a studiarlo. Ecco perché poi anni dopo, molti anni dopo, realizzai la prima stazione di monitoraggio ottico visuale che ancora oggi è funzionante. Era, era diversi anni fa. Le prime registrazioni vennero da me effettuate nel 2007-2008.
con una stazione portatile che puntavo tutte le sere al cielo per registrare. E ho registrato tanti fenomeni, tra i quali anche dei fenomeni UFO, dei fenomeni che non sono riuscito a spiegare in tanti anni, anche considerando i vari fenomeni naturali di origine elettrica, eccetera, che io non conoscevo e poi conobbi grazie all'approfondimento e allo studio di questi fenomeni che potevano presentarsi, compresi che c'era tutta una serie di fenomeni che erano in grado di essere registrati dalle apparecchiature e dei fenomeni che erano stati registrati per la prima volta pochi anni prima, fine degli anni 80, metà degli anni 80, quindi non molto tempo prima, sui quali ancora oggi la ricerca continua per capire il loro meccanismo di formazione. In generale devo dire che l'argomento ufologico io ho sempre cercato di affrontarlo in maniera oggettiva. Vanno bene i racconti dei testimoni, vanno bene i racconti degli amici, le ipotesi che ognuno fa, ciò che uno pensa di un argomento, ciò che ritiene più o meno diciamo accettabile o no. Questo fa parte un po' diciamo di ogni ambito della ricerca, no? In relazione al nostro background. Però devo dire che negli ultimi anni diciamo la scienza stessa si è un po' fatta sgambetto da sola, nel senso che anche degli enti riconosciuti come il Pentagono, ad esempio, ha iniziato a mandare in giro video palesemente falsi, video non dico costruiti totalmente, ma in cui le immagini che noi vediamo si riferiscono a fenomeni spiegabili che loro invece interpretano in maniera non possibile, ovvero ufologica. Questo secondo me non è un caso, cioè voglio dire, com'è possibile che un ente così grande insomma spacci dei video palesemente falsi per cose ufologiche? È evidente che non è che lo facciano, che non lo facciano apposta, lo facciano diciamo sapendo bene quello che fanno, nel senso depistando il fenomeno ufologico, perché chi osserva poi questi video si fa un'idea e pensa che un determinato fenomeno sia un fenomeno ufologico. Dopo un po' di anni si rende conto invece che quel fenomeno non è ufologico. Quindi si crea una falsa credenza legata a qualcosa che noi riteniamo sia reale, che reale non è, oppure viceversa. In questo modo si determina una chiara difficoltà all'interno della testa dei curiosi, degli appassionati, di quello che va a vedere questi video e vuole capire, col risultato che non riesce a capire. E questa è una cosa voluta, perché la storia ci insegna che normalmente i militari depistano, no, le cose per fare in modo che la gente non capisca, che il nemico non capisca. E in chiave ufologica diciamo che l'ambiente ufologico è un ambiente che dà fastidio a chi vuole che dell'ufologia non si parli, a chi vuole che dell'ufologia certi argomenti debbano essere diciamo nascosti, perché il fenomeno ufologico riguarda realtà che, se rivelate, smuoverebbero parecchi interessi, soprattutto privati, da parte dei potentati del mondo. E quindi è normale che l'esercito e questi enti preposti siano un po' utilizzati da costoro, debitamente ovviamente, facendolo apposta. E quindi mi sono ritrovato negli ultimi anni a vedere dei video ufficiali che mostrano tutto tranne quello di cui parlano. Ad esempio, uno dei tanti video dei quali io li ho subito cassati come falsi è un video in cui si vede un triangolo luminoso all'interno di un video che è totalmente verde, cioè la ripresa è sui toni verdi. Questo ci dice che la ripresa è stata fatta con un visore notturno.
E perché è triangolare questo oggetto? È un oggetto triangolare che si sposta e che subito gli ufologi di tutto il mondo, del mondo, ivi compresi quelli italiani, hanno subito, diciamo, ridondato questa informazione e pubblicandola su migliaia di video dove si dice che questo è un oggetto, è un UFO praticamente, un oggetto non identificato e riconosciuto dal Pentagono. Se uno invece avesse fatto un po' di esperienza che abbiamo fatto noi, io e mio fratello ad esempio, si capirebbe benissimo che quella è una ripresa fatta con un visore notturno, il quale ha un obiettivo che ha dentro un diaframma praticamente fatto da 3 lamine. Ci sono degli obiettivi che sono utilizzati in fotografia che normalmente hanno 20 lamine, 20 lamelle come diaframma. Il diaframma è quella parte dell'obiettivo che serve per far entrare più luce o meno luce a seconda di quanta ne vogliamo, e quindi ci sono delle lamelle che stringono o allargano, diciamo, la sezione interna dell'obiettivo per far entrare più o meno luce. Questo è fondamentale quando ci troviamo ad esempio di notte, dove serve un diaframma completamente aperto, oppure di giorno, dove serve un diaframma, diciamo, parzialmente chiuso o totalmente chiuso, in riferimento se stiamo fotografando un oggetto illuminato o un oggetto scuro, no? Ecco, queste sono cose che chi insomma utilizza la fotografia sa benissimo. Ci sono degli obiettivi che sono di qualità scadente, diciamo, e quindi queste lamelle interne di cui è caratterizzato il diaframma sono solamente 3. Quindi quando si chiudono creano una forma triangolare, e nel video si vede proprio questo. Non è un UFO triangolare, è un oggetto che è fuori fuoco, lo si vede benissimo anche dal fuorifuoco che si vede l'immagine dei contorni degli oggetti e delle cose che si vedono, e che viene spacciato per un disco volante triangolare. Non solo, anche le stelle si vedono col visore notturno in questo video e hanno una forma triangolare pure loro. Questo che cosa suggerisce? Suggerisce il fatto che questo video è stato realizzato con un obiettivo che ha 3 lamelle all'interno del proprio diaframma, e che viene spacciato per un video vero di un UFO da parte di un organo ufficiale come il Pentagono. Una cosa questa estremamente scandalosa. Ecco, se gli ufologi che hanno ripubblicato questo video per mesi e l'hanno spacciato per reale, debbono sapere che si sono sbagliati. E questo è un metro di misura anche dell'ufologia, cioè ci dice che numerosi ufologi, parecchi, quasi tutti, non sanno nulla di fotografia, non sanno riconoscere niente di quello che vedono. Io spesso nei miei libri scrivo che il mondo ufologico in generale è fatto da gente che non capisce niente, ma lo scrivo non per screditare l'ufologia, lo scrivo perché è un dato di fatto. Spesso si spacciano cose spiegabilissime per cose inspiegabili, e questo non è accettabile da chi invece dovrebbe fornire un'informazione ufologica reale, effettiva. Cioè, prima di pubblicare un articolo dove mettere delle fotografie strane, tu le fotografie dovresti analizzarle, dovresti lavorarci sopra, eccetera. Ecco, poi ci sono gli ufologi che qualsiasi cosa gli passa davanti per loro è un UFO. Allora, se io mi mettessi domani mattina di fronte a un parco, un giardino o all'interno di un'area anche urbana a fotografare il cielo, io su ogni fotografia, no, apparirebbe decine di UFO, decine di oggetti non identificati. Ma è possibile questo? Cioè, gli UFO sono per definizione un fenomeno raro. Non è possibile che se scatto 10 foto, su 9 foto appaiano degli insetti, no? Dei volatili in lontananza, che per effetto del loro movimento appaiono sfocati, appaiono, la loro impronta è oblunga, cioè non è statica.
poi dipende dalla loro posizione, dipende da quali tipo di insetto fotografi, perché ci sono i ditteri, ci sono insomma i lepidotteri, ci sono i vespidi, insomma ci sono diversi tipi. Ecco, per queste persone ogni foto mostra dischi volanti a decine, ma si capisce utilizzando un po' di buonsenso che non può essere, no? Se il fenomeno ufologico è basato su osservazioni di fenomeni rari, come deve essere, rari. Ecco, già questo spiegherebbe la maggior parte delle assurdità che invece vengono fatte passare per UFO quando non lo sono. Quindi io dico sempre che non sono un ufologo, perché in effetti non lo sono, io sono un ricercatore, una persona curiosa che studia e cerca di analizzare le cose, metterle in discussione. Quindi si capisce bene che se uno vuole approfondire il fenomeno ufologico, di certo non può rivolgere la propria attenzione su questi ufologi, questi che pubblicano queste foto qua, insomma, perché altrimenti finirebbero come quelli a non capire nulla di quello che vedono. Si danno false informazioni. Poi ci sono degli stereotipi che oramai sono diventati... Io ho parlato con parecchie persone, dicevano di essere degli appassionati, che dell'ufologia non sanno nulla, parlano ancora di Area 51, parlano di tutte queste cose oramai trite e ritrite, che non sanno nulla di tutto il resto, quindi ci troviamo di fronte ad un'ufologia stantia e vecchia, che non trova spesso delle soluzioni, ma parla sempre delle solite cose, e questo secondo me non è normale. Si dovrebbe iniziare a parlare ad esempio di alieni, no? Perché non parliamo di alieni, di contatti psichici, un settore nel quale io mi sono anche specializzato, seguendo diverse persone, scrivendo dei libri. Perché non si fa questo? Magari parlando con qualche entità collegata a noi si riuscirebbero ad ottenere, magari si riuscirebbero ad ottenere informazioni sulla loro natura, informazioni sulla natura ufologica, la natura del contatto. Perché non si fa questo? Nessuno lo fa, non si capisce. Ed inoltre oramai la New Age ha intasato quello che è tutto il contesto ufologico a livello mondiale, no? Quelli che vedono tutto il fenomeno ufologico positivo. Ma chi l'ha detto? Ci sono i racconti dei rapiti, che sono migliaia, decine di migliaia, se non milioni nel mondo, che parlano invece di un rapporto completamente differente, delle visite che sono paurose, terrorizzanti. Queste persone vengono fatte delle cose, no? Se tu parli con quello che appassiona di New Age, no? Quelle sono invenzioni per screditare il contatto cosmico con il nostro fratello cosmico. Ma chi l'ha detto? Cioè, qua c'è bisogno di cose oggettive, di cose oggettivabili, non di cose opinionabili. E la gente spesso non sa qual è la differenza tra un'opinione e un dato oggettivo. Allora, tu il dato oggettivo lo trovi quando c'è una massa di informazioni concrete che danno risalto ad un tipo di studio. Quando tu invece basi tutto quello che tu sai su delle chiacchiere, quello che esce fuori è un fenomeno totalmente inventato, un fenomeno che non ha basi, non dico scientifiche, ma neanche credibili, perché molte cose purtroppo in ufologia non si possono provare più di tanto. Però quantomeno se 10 testimoni dicono una cosa che magari emerge durante un'adduzione, ci avrà quella cosa un significato, un senso di realtà, no? Ecco, rispetto a persone che dicono cose ma che magari si inventano su ipotesi loro, eccetera. Quindi bisogna distinguere le due cose. E questa cosa non viene fatta oggi. Quindi c'è parecchia difficoltà oggigiorno da parte di un normale appassionato che magari per la prima volta si avvicina al mondo ufologico, perché non è guidato, non sa come filtrare le informazioni, perché non è capace di distinguere ciò che è reale, ciò che è falso, e non è neanche abituato a mettere in discussione le cose ed elaborarle lui con la propria mente. Questa cosa non si fa più. Oggi tutti vogliono un'informazione che è già stata filtrata da altri
dove il grosso lavoro lo devono fare altri. Noi non vogliamo più impegnarci a capire delle cose e quindi si finisce con il rischio che le cose che tu sai e acquisisci sono tutte cose non reali. Io queste cose le dico da anni e purtroppo quelli che ascoltano sono veramente, veramente pochi. Ecco, potrei fare un discorso di parecchie ore sui vari ufologi e sull'ufologia, ma insomma mi rendo conto che purtroppo che non servirebbe, quindi purtroppo, ripeto, la maggior parte degli ufologi che circolano è fatta da persone che non riescono a capire ciò che vedono, non hanno un minimo di esperienza nell'analisi delle foto, non sanno come funziona ad esempio una fotocamera. Ma come si fa poi a sottoporre a costoro delle fotografie, dei video? Com'è possibile? Ecco, capite che se a me serve un idraulico non è che vado dal falegname o viceversa, quindi devi un attimo riuscire a capire queste cose che non sono diciamo banali, ecco, sono fondamentali. Ho documentato dal 2011-2012 molte cose all'interno dei miei libri che si fanno a esperienze di alcune persone che a me si sono avvicinate in quel periodo e che mi parlavano di strane cose, strani segni sul corpo che comparivano dopo strani sogni. Si trattava di studenti che a me si avvicinavano e che mi raccontavano queste cose. E loro a volte mi sentivano parlare quindi di cose strane, quindi venivano e mi dicevano: Daniele, tu sei l'unico con cui posso parlare perché sei una persona seria su queste cose, quindi ti racconto la mia esperienza. E quindi è finita poi che sono andato a casa di queste persone. All'epoca utilizzavo anche la tecnica ipnotica, ma poi mi sono reso conto che non serve più. Serve solo delle tecniche, diciamo, di PNL, delle tecniche particolari per riuscire a far emergere i ricordi. E devo dire però che la tecnica ipnotica è stata fondamentale e sarebbe ancora oggi importante utilizzarla, ma la si sta rendendo sempre più una tecnica a disposizione di pochi. E immaginate un po' il perché? Per i motivi che vi ho detto prima, perché con la tecnica ipnotica, se utilizzata in un certo modo, si riuscirebbe a provare certe cose, cioè a ricordarle bene, dando la possibilità al testimone di ricordarle, di farlo disegnare, insomma, sarebbe capace questa tecnica di fornire molte indicazioni ed è quello che non si vuole in generale. Quindi nel nostro paese questa tecnica sta diventando fuori legge. Ecco. Però ricordo che all'epoca molte cose io avevo appresi con questa tecnica e con altre tecniche. Venivano dei militari che nottetempo inserivano anche dei dispositivi tecnologici nel corpo di queste persone. Queste persone osservavano dei velivoli ad alta tecnologia, dei velivoli tra l'altro che ho ritrovato anche in altri racconti a forma di goccia, comunque una forma sfuggente, senza ali visibili, senza motori, ovvero visibili, non emettevano rumori, non emettevano scie, non emettevano nulla di tutto quello che normalmente noi possiamo vedere in un velivolo, ecco. Tra l'altro anche gli indumenti, le mimetiche, chiamiamoli così, con i quali questi militari, perché erano militari, erano vestiti, cose abbastanza particolari, come ad esempio la presenza dei caschi, a posto, normalmente un militare c'ha il passamontagna, no? Questi avevano dei caschi, vabbè, insomma, tutte cose che ritornavano anche in altre ricerche. E quindi in un episodio particolare noi ricostruimmo anche chi erano questi personaggi e l'addotta, in questo caso era una ragazza, una studentessa, li riconobbe di notte, grazie anche a delle mie indicazioni post-ipnotiche, no? E venne seguita
Questi personaggi si mostrarono a lei proprio nel corso di un viaggio di ritorno a casa, perché questa ragazza era di Napoli, e si avvicinarono a lei in treno e lei pose delle domande, ma insomma che cosa fate, perché venite a darmi rogna di notte, insomma, e gli spiegarono che facevano delle cose. Alla domanda come avessero fatto ad interagire in questo strano e particolare settore dell'esercito, gli fu risposto che erano stati attenzionati da alcuni graduati i quali gli avevano chiesto se volevano diciamo, far parte dei corpi speciali, ma ufficialmente questi corpi speciali non esistono. Sono corpi speciali che tu non trovi e ne fanno parte personaggi dei servizi, personaggi dell'esercito, eccetera. Sono anche argomenti abbastanza particolari di cui a volte è bene anche non parlare, perché poi ci puoi avere anche insomma, dei problemi, dei problemi. Ma comunque oggi se ne parla molto di queste cose. L'unica cosa è che abbiamo dimenticato in generale, l'ufologia si è dimenticato di questa casistica. Cioè la casistica secondo me più importante non è il fatto di vedere una luce nel cielo o di fotografare un disco volante, ma di conoscere ciò che avviene nel corso dei rapimenti, nel corso delle esperienze dei rapiti, sia con personale militare che con personale alieno. Quello lo dovremmo approfondire per capire bene delle cose. Alcune cose sono state capite, altre cose ancora no. Cosa avviene ad esempio in un contatto mentale, psichico? Ci sono parecchie persone che odono delle voci. Allora, se tu a queste persone gli dici che queste voci non sono la voce dell'angelo custode, la voce del santo, la voce dello zio, la voce del figlio, la voce del padre, eccetera, eccetera, che magari sono defunti, sono defunti poverini, li mette in crisi. Si tratta di esseri che entrano in contatto con noi, che non c'entrano niente con gli angeli, eccetera, eccetera. No. Quindi in questi contatti psichici normalmente queste persone vivono questo rapporto in maniera passiva, non pongono domande. Siccome queste entità ti dicono cosa fare, cosa è bene per te fare, cosa è male per te non fare, eccetera, eccetera. Queste persone sono passive. Quando tu inizi invece ad avere un approccio attivo con queste voci, chiedere loro ma chi siete, da dove venite, cosa che ho fatto in questi anni, grazie al coraggio di parecchie persone che erano in contatto, lì si scoprono gli altarini, perché si riesce a capire che si tratta di entità più o meno collegate con un certo tipo di tecnologia alla mente del soggetto, il quale poi comunica con queste entità. Entità che usano tecnologia, che sono a volte assai dissimili a noi, addirittura alcuni di loro non hanno corpo fisico, sono delle forme di energia senziente e quindi raccontano delle cose. Io attraverso i miei libri ho raccontato i resoconti di questi contatti ed escono fuori cose davvero allucinanti. Ho fatto esperimenti che farebbero rabbrividire anche il peggiore degli scettici. Ho chiesto loro ad esempio di identificarmi quale oggetto in quel momento avessi in mano e me l'hanno detto. Ho detto loro ad esempio dammi la posizione geografica, latitudine e longitudine di una mia stazione di monitoraggio che conoscevo solo io. In 2 secondi mi hanno dato la latitudine e longitudine sbagliando di soli 100 metri. Quindi ti dice che queste informazioni sono specifiche, non le possono conoscere tutti. E come fanno a conoscerli? Perché sono in grado di vedere nello spazio-tempo. Quindi sono capaci, attraverso probabilmente della tecnologia, a capire chi sei, dove sei, quello che fai, quello che hai fatto ieri e quello che fare domani, perché sono in grado anche di spostarsi indietro e avanti nel tempo. Ecco, con una civiltà che ha queste capacità, noi esseri umani oggi siamo praticamente simili a dei vermi che vengono guardati da un agricoltore. E quella la differenza è tanta. Quindi noi delle cose non riusciamo a capirle, a mettere insieme. Il perché accadono dei fatti. Ci avete fatto caso che
ci sono dei fatti che sembrano accadere nel mondo senza un motivo. Queste guerre che scoppiano da un giorno all'altro, sì, ci saranno anche dei dati storici dietro, perché ma così, ma com'è possibile? C'è sempre qualcuno che rende le nostre vite difficili. Mi riferisco non al vicino di casa, ovviamente, ma a certe scelte politiche che vengono prese. Perché ad esempio non si fanno determinate cose che faciliterebbero la vita dei cittadini su questo pianeta, in Italia, perché dietro in realtà c'è tutta, diciamo, una serie di poteri legati all'alieno che è praticamente trasparente, è occulta e non si vuole che la popolazione sappia di queste cose. Quindi delle cose accadono apparentemente senza un motivo, ma ci sono dei motivi ben specifici. Nel corso di questi colloqui che io ho avuto con queste entità, grazie a queste persone, ai testimoni coraggiosi, molte di queste cose si mettono, cioè si capiscono quali sono i motivi. Ecco, quindi si riesce poi a fare ricerca, una ricerca reale, vera, non chiacchiere parole, come quello che crede a certe cose, no? I newgiani, ecco, per intenderci. Per quanto mi riguarda, il quadro è estremamente chiaro. Esistono dei poteri legati alla presenza aliena su questo pianeta e che vogliono gestire tutti noi come fanno? Ovviamente muovendo la tecnologia, muovendo la sanità, muovendo l'economia, attraverso questi tre o quattro grossi, diciamo, ambiti in cui la nostra società è molto legata, riescono a muovere tutti noi. Ecco. Quindi lo scopo è sempre quello, tenerci il più possibile ignoranti sotto certi avvenimenti e sotto certe realtà, e farci vivere bene fino a un certo punto, nel senso io a te decido che tu devi avere nella tua vita questo, questo e questo, altre cose non te le do, così tu cercherai nella tua vita sempre di cercare di far meglio, no, di vivere meglio, ma non ci riuscirai mai, sarai sempre alla ricerca di quel qualcosa in più che non ti verrà dato. È un po' come dare, no, il contentino al criceto che sta dentro la gabbia, ma alla fine sei sempre un criceto dentro la gabbia, non puoi aspettare di diventare, auspicarti di diventare insomma, qualche altra cosa. È una sorta di carcere senza sbarre, una sorta di carcere senza mura. Quindi questo pianeta è in realtà un grande laboratorio in cui vengono fatte delle cose a discapito della popolazione umana. Ecco, ad esempio non vi siete mai chiesti ma chi è che decide quali sono le risorse tecnologiche che noi dobbiamo sviluppare o meno? Cioè, chi le decide? Non pensate che sia il politico di turno, eh? Quello è l'ultima ruota del carro. C'è qualcuno all'apice della piramide che decide che sta cosa sì, si può fare fino a un certo punto, l'altra cosa no. Quindi non è una cosa decisa da un volere popolare, magari da un meccanismo economico particolare. No, no, sono decisioni prestabilite. Ah, su sta cosa possiamo fare delle cose, su questa cosa non gli è concesso. No. Quindi noi possiamo solamente auspicarci che un giorno la nostra consapevolezza di ognuno sarà tale che qualcuno lì su deciderà che forse è il caso di finirla, no? E lasciarci liberi nella nostra evoluzione, perché noi siamo affamati, siamo malati, abbiamo un sacco di problemi che se fossimo una civiltà libera avremmo già da millenni superato e non staremmo ancora qui a discutere perché no, gli stipendi sono bassi, perché non c'è un approvvigionamento ad esempio nel settore della sanità in modo tale che tutti ne possono beneficiare, perché le cure ad esempio no, mediche non sono per tutti, perché questa popolazione deve essere affamata, non ha neanche l'acqua e perché certi invece hanno tutto. È evidentemente un sistema
fatto in questo modo, in cui si decide chi deve avere e chi non deve avere, ecco. Ma c'è, diciamo, la risultante qual è, il concetto qual è? Che è una cosa che è decisa da altri per dei motivi ben precisi, ecco. Non tutto è, diciamo, frutto così del di una cosa improvvisa, di un evento strano che modifica certe cose, no? Perché ci sono persone, c'è gente che pensa realmente che c'è un problema economico in Italia perché c'è lo spread che sale, cioè ecco, siamo a questi livelli, quando lo spread non c'entra niente, i motivi sono altri. O c'è quello che ti dice no, aumenta il gasolio perché aumenta la materia prima, perché aumenta il costo di produzione. Sono tutte cavolate queste, sono sciocchezze. Queste cose le dicono certi cialtroni in televisione che non sanno niente di tutto questo di cui parliamo. I motivi sono altri, che muovono l'economia, la sanità, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è tutto legato all'ufologia, ecco perché ve ne parlo, perché l'ufologia dovrebbe occuparsi della realtà aliena sul nostro pianeta. Quindi, ritornando ai miei studi, ecco, ho fatto parecchi studi su questa realtà. La porto avanti ancora oggi, credo di non aver più bisogno di comprendere determinate cose, ma la porto avanti perché c'è sempre qualcosa da verificare, da imparare, anche se poco, dalle esperienze di altri, no? Quindi si cresce sempre se uno ha voglia di capire e di comprendere. E quindi non serve più alla mia persona di capire l'argomento perché credo di averlo capito, credo di aver risolto molte delle domande che negli anni 90 avevo ed oggi trovo molte conferme nelle cose che io so, nelle cose che io riesco a comprendere e questo probabilmente perché forse le cose che io conosco sono effettivamente reali, giuste. Ecco. Vedo che ci sono però molti che non riescono a mettere i puntini sulle i, ad unire le cose. Io ho conosciuto tanti amici che erano degli ufologi sfegatati, iscritti anche a dei gruppi ufologici importanti, che hanno fatto coming out. Cioè, se tu parli con questi non vogliono sapere niente più di ufologia, non esiste niente, io non ho mai visto niente. Cioè, hanno capito tutto? No, non hanno capito niente, perché come spieghi allora tutto quello che emerge negli ultimi anni dall'ufologia? Come spieghi allora chi nel mondo vede cose strane e le documenta perché esistono queste cose? Evidentemente non hai capito niente. È quindi un limite tuo personale, purtroppo. E parecchie persone che io conoscevo e conosco che erano ufologi sfegatati hanno fatto coming out. Questo ti dice che purtroppo dipende tutto da noi, non è detto che tu vai da un ufologo e questo sappia risolvere il tuo problema, tra virgolette, no? O conosca l'argomento. In molti autodichiarati ufologi si improvvisano costantemente e quando gli parli di cose loro sostanzialmente non ci ragionano sopra. Ecco, io sono a volte molto scettico rispetto ai miei amici ufologi. In molte occasioni ritengo di aver cassato in maniera negativa molti avvistamenti, molte dichiarazioni date anche da testimoni che si inventano le cose di sana pianta, tra l'altro. E invece se tu parli con alcuni ufologi ti dicono, beh, l'ha detto il testimone, allora è da credere. Ma chi l'ha detto questo? Ma tu devi analizzare quello che ti dice il testimone, perché non tutti, cioè non tutti hanno il cervello che funziona, eh? Cioè se esistono gli ospedali un motivo ci sarà, dico io. E comunque qual è il problema? È che come ripeto, molti non sono pronti perché erano dei semplici appassionati che poi sono stati definiti ufologi, si sono autodefiniti ufologi, per carità lo saranno anche diventati, però rimangono sostanzialmente degli appassionati e che non sanno far nulla per comprendere loro stessi e far comprendere gli altri, perché sostanzialmente non hanno le conoscenze teoriche, pratiche, tutto quello che c'è
per capire il fenomeno e spiegarlo. Siccome molte delle persone che ti contattano tu gli devi dare una risposta, gli dice cavolo, ho chiesto a te che sei un esperto, non dico ufologo, però un esperto una risposta me la devi dare. E ci sono persone che non danno risposte, anzi ti mettono addosso molti più dubbi di quelli che avevi prima. E a volte vedendo questi comportamenti la persona curiosa diventa scettica, perché di fronte a certe cose che io vedo pubblicare ogni settimana, ogni giorno, anche sui social media che sono diventati ormai una pattumiera, cioè io mi domando come mai, cioè come facciano le persone a non divenire scettiche di fronte a certe assurdità che vengono scritte. Me lo sono sempre domandato. Quindi ecco, questa è un po' la mia esperienza in relazione al fenomeno ufologico. Spero di non avervi annoiato, sicuramente ritornerò sull'argomento per spiegare alcune cose e raccontare alcune cose, anche di altre esperienze che ho avuto che riguardano il mondo dell'ufologia e che vorrei insomma condividere con voi. Ecco, quindi se ci sono domande è possibile contattarmi. Io ho delle mail, dei siti web, ho anche un canale mio YouTube, quindi chi volesse può facilmente contattarmi per avere insomma delle risposte, o anche per testimoniare le loro esperienze, raccontarle, anche mettendole su questo canale che potrebbe essere anche un punto di riferimento per tanti testimoni che vogliono raccontare la loro. Ecco, quindi vi saluto e vi aspetto al prossimo video, insomma. Arrivederci.